Buongiorno a tutti, buon martedì 31 di marzo 2020. Non siamo nell'ufficio associazione, noi credevamo Banca Popolare di Vicenza come al solito, ma siamo in quarantena come tutti. Ma non ci fermiamo, continuando a tutelare tutti noi risparmiatori, con l'iniziativa di oggi che è questa. Abbiamo scritto una lettera al Premier Conte, ai Presidenti di Camera e Senato, per i seguenti motivi. Ci sono diversi territori che hanno già subito diversi disagi, da terremoti a inondazioni. Abbiamo chiesto un occhio di riguardo nella crisi economica che verrà, nelle future decreti e manovre e stanziamenti di denaro per questo motivo, e soprattutto per quei territori, tra cui il nostro, che sono stati colpiti da crisi bancarie. Abbiamo perciò inviato questa lettera di cui vi dicevo, che adesso vi metteremo anche nel video per farvi leggere, ehm, perché per tre motivi fondamentali. Uno, per tutelare tutti i risparmiatori e tutte le banche in difficoltà, per quello che è l'argomento che ci riguarda, appunto, prima tra tutte Banca Popolare di Bari. Banca Popolare di Bari sta tuttora lottando per non trasformarsi in SPA senza garanzie, vedere azzerato il risparmio di migliaia di azionisti e obbligazionisti. Per questo motivo abbiamo chiesto al Premier e al Governo di valutare, visto che le norme europee sono state sospese, di valutare un diverso salvataggio dell'istituto e per così mantenere inalterato il risparmio, appunto, non solo dei correntisti ma anche di obbligazionisti e azionisti. Per questo motivo abbiamo mandato una lettera al Premier Conte, appunto, ma abbiamo sottolineato anche diversi altri aspetti. Ad esempio, al di là della quarantena obbligatoria, ci sarà una indubbia crisi economica che seguirà a- a questo periodo, e per questo motivo abbiamo chiesto appunto al Premier, visto l'importanza del FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori, che è stato approvato qualche mese fa, abbiamo chiesto che la tranche di soldi messi a disposizione, che voi sapete benissimo sono oltre 500 milioni di euro all'anno per 3 anni, per riparare i danni subiti dai risparmiatori, bene, che questa tranche venga data disponibile immediatamente in una soluzione unica, quindi senza aspettare 3 anni, ma in una soluzione di pagamento unica. Questo aiuterebbe non poco le migliaia di famiglie e di risparmiatori, appunto, che hanno fatto richiesta di domanda di rimborso. Abbiamo chiesto questo, ma poi abbiamo chiesto inoltre di integrare quando possibile queste somme, ad esempio utilizzando tutti gli interessi positivi che sono maturati nei conti correnti dello Stato, che ha preservato questo miliardo e mezzo che sta preservando che è stanziato da diverso tempo. Tutto questo ha creato probabili interessi positivi da dover mettere, secondo noi, a disposizione ancora dei risparmiatori, per integrare ulteriormente il rimborso al 30% come previsto di norma. Inoltre, per queste somme che si aggiungono, visto e considerato che comunque l'Unione Europea ha congelato le norme che vietavano il rimborso e vietavano anche alcune specifiche particolari, abbiamo chiesto che venissero inseriti nel rimborso, abbiamo chiesto con questa lettera che venissero inserite nel rimborso anche le partite IVA e le imprese. Per quale motivo? Perché la crisi economica che verrà sarà inevitabile, e i fondi FIR saranno indispensabili per le famiglie e anche per le partite IVA e le imprese che sono cadute dentro le crisi bancarie. Per questo motivo noi facciamo appello non solo al Presidente del Consiglio che ne prenda carico, ma anche a tutte le forze politiche del Parlamento, perché per tutta Italia sarà un problema questa crisi economica, ancora di più, ripetiamo, per tutti quei territori che hanno già avuto disagi enormi, vedesi territori, vedesi allagamenti e appunto crisi bancarie, dove sono stati azzerati, ricordiamo, decine di miliardi di risparmi di onesti cittadini. Per questo motivo abbiamo fatto questa lettera, questo appello. Noi crediamo che sia indispensabile per non aumentare la tensione sociale che già nei nostri territori si respira, visto i 4 anni di battaglie per recuperare quello che ci hanno tolto, ok, quello che ci hanno azzerato. Per non inasprire ancora di più gli animi, riteniamo che il fondo FIR e tutte le manovre che abbiamo richiesto nella lettera, appunto, siano indispensabili. Crediamo che il governo debba fare un esame approfondito di questa situazione e rimediare ulteriormente a quello che è un danno che abbiamo già subito, che verrà a crearsi, e
e che deve essere tamponato nel giusto modo. Se condividete la nostra linea, se condividete la nostra idea, condividete anche questo video. Se volete maggiori informazioni, sempre dovete mettere like alla pagina per restare informati. Like alla pagina, noi che credevamo. Grazie mille ancora, e ci sentiamo presto. Buona quarantena a tutti.